Tu eres y serás el único hombre de mi vida. Sei e sarai l'unico uomo della mia vita. 3 luglio 2019, un post su Facebook accanto alla foto di un bimbo. È la mamma del piccolo Ismail Mesinovic, rapito dal padre nel dicembre del 2013 a Ponte nelle Alpi, a lasciare il messaggio che racchiude in sé strazio e angoscia che durano da 6 anni. Da allora più nulla. Ismail sparì 10 giorni prima di Natale. Il padre, Ismar, aveva sposato Lidia Herrera, di nazionalità cubana, ma il matrimonio era naufragato anche a causa delle pressanti richieste dell'uomo di fare abbracciare la fede islamica alla moglie. Ismar, che di professione era imbianchino e che lavorava per una piccola azienda di Ponte nelle Alpi, lascia la sua casa di Longarone per arruolarsi nel califfato islamico con il piccolo Ismail e l'amico Munifer Karamaleschi, un macedone residente a Chies dal Pago. È Munifer a tenere i contatti con Lidia, che oggi vive ancora nel Bellunese. Il bambino sta bene, non c'è nulla di cui tu ti debba preoccupare, le scrive anni fa, ma la donna disperata non si dà pace alle sue pressanti richieste di poter rivedere il figlio, almeno in fotografia. Karamaleschi le risponde in tono minaccioso: Ismail non può vivere nel paese degli infedeli, vieni qua a vivere con tuo figlio. È l'allora capo della procura di Belluno, Francesco Saverio Pavone, a riaprire un fascicolo sulla scomparsa di Ismail, in cui si ipotizzano i reati di sottrazione internazionale di minore e sequestro di persona. Sulla vicenda è però calato il silenzio, riacceso per poche settimane nel 2016, quando Lidia credette di riconoscere Ismail in una foto di un miliziano con in braccio un bambino. Ma gli accertamenti sulla corrispondenza morfologica smontano l'ultima speranza. Fonti delle autorità dello Stato islamico dicono che il piccolo sia stato affidato alle cure di una coppia proveniente dalla Bosnia, di cui non si conosce l'identità. Oggi Ismail ha 9 anni.